Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli sempre! Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona. All'andata abbiamo fatto una grande partita, in cui potevamo fare meglio in certi momenti. Siamo stati concentrati e lucidi. Domani dobbiamo fare altrettanto, sapendo che sarà praticamente una finale, che ci sarà un vincitore anche se si andrà ai supplementari o ai rigori. Lautaro e Pavard? Decideremo su Lautaro e Pavard insieme allo staff medico e ai giocatori. Dovranno dirmi cosa pensano. Ieri Pavard ha svolto la prima parte dell'allenamento con buone sensazioni. Lautaro non si è allenato da Barcellona e vedremo oggi. Il Barcellona ha pareggiato 4-4 con il Real Madrid nella gara di andata e ha vinto 1-0 in quella di ritorno. Vi aspettate un Barcellona sfacciato come nella gara di andata o una ripetizione di quella situazione? In campionato hanno l'81% di possesso palla, in Champions League il 76%. Non so niente della Coppa del Re, ma non cambia molto da una competizione all'altra. Sappiamo che hanno qualità e che in difesa rischiano, ma è un rischio ben calcolato da parte di un ottimo allenatore come Flick, che stimo molto. Sono la squadra più prolifica al mondo, lottano per 2 titoli dopo averne già vinti 2. Cosa noti del gruppo? Ci crede, lo vuole, aspetta questa partita con la giusta tensione. Si allenano bene. Quanto ti è rimasto impresso il fatto che la finale di Istanbul sia stata così combattuta? Quel pensiero è ancora con noi. È stata una serata difficile da digerire perché avevamo giocato una grande partita. Ma ora è il momento di vivere il presente, la partita di domani. Questo fa parte del percorso che abbiamo fatto in questi 4 anni con la nostra dirigenza, i nostri giocatori e i nostri tifosi. Siamo a 2 partite da un possibile trofeo e, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, abbiamo portato l'Inter al primo posto nel ranking UEFA. 4 anni fa eravamo al 16° posto. Ora vogliamo continuare così. Cosa ti dà fiducia per domani sera? Come si sono allenati ieri, dopo una partita contro il Verona che era data per scontata e che siamo riusciti a recuperare 2 giorni dopo la partita contro il Barcellona? Mi è piaciuta la concentrazione di chi si è presentato, mi è piaciuta la loro prestazione di ieri. C'era molta disponibilità a lavorare per qualche ora dopo la partita contro l'Hellas. Il lavoro viene prima di tutto. Non posso dire nulla ai miei ragazzi in questi 4 anni. Senti un senso della storia, anche a livello personale. È normale che siano partite emozionanti. I dischi e i titoli sono una cosa bella, è per questo che lavori. La soddisfazione ripaga tutto il lavoro investito, quello del mio comitato tecnico e dei miei giocatori. Non era scontato. Sappiamo che all'inizio dell'anno ogni squadra cerca di vincere tutto, ma non in base al merito, bensì al lavoro che c'è dietro. Non scegliamo nessuna competizione rispetto ad un'altra, lavoriamo sempre per soddisfare i nostri fan, che non hanno mai smesso di sostenerci. Lascia un like al video così YouTube potrà avvisarti dei prossimi video del canale. Continua. Alessandro Bastoni, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League dopo il pareggio per 3-3 dell'andata, ha parlato del momento attuale della squadra e dei tanti impegni della squadra nerazzurra in queste ultime settimane. Cosa ti ha insegnato questo viaggio? Avevamo visto molti video, ma giocare contro di loro è il modo migliore per capire. All'andata abbiamo commesso molti errori, anche a causa del loro stile di gioco. Possiamo migliorare molto, impareremo dall'andata. Cosa ti sta dicendo il tuo cuore in questo momento? Non posso che essere orgoglioso del percorso che abbiamo intrapreso dall'inizio della stagione. Suoniamo molto e ci teniamo molto a fare bella figura, a rendere felici le persone che ci seguono. Ecco perché mi dispiace che le persone esterne non vedano a cosa ci dedichiamo ogni giorno per dare il meglio di noi stessi. È da molto tempo che non ci prendiamo un giorno libero perché ci teniamo a concludere bene il nostro lavoro. Abbiamo avuto una settimana di blackout, ma non posso fare altro che ringraziare questo gruppo. Cosa ti aspetti dai fan? Domani ci saranno momenti di grande sofferenza, come all'andata. In quelle fasi avremo bisogno della spinta di tutti i nerazzurri, tenendo conto che, nella realtà, siamo 11 contro 11 in campo. Siete al 13 gradi o 14 gradi posto in Europa per fatturato, attività o alibi.
Siamo a 2 partite dalla vittoria della Champions League, è un obiettivo. Essere presenti a questa svolta mette in risalto il lavoro svolto dall'allenatore e dalla società. All'inizio della stagione nessuno avrebbe considerato l'Inter la favorita. Ne sono orgoglioso. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Pensi che saremo campioni dello scudetto? O no? Lascia la tua opinione sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!